ce l'abbiamo fatta, Calzona Day, l'ultimo allenatore, l'ultimo in termini di tempo, non sappiamo se sarà l'ultimo di questa stagione, ma andiamo a parlarne con calma, cominciamo. Allora, ve lo dico subito, io sono già contento, già l'impatto è importante, l'impatto ognuno ce l'ha a pelle e io sono contento a pelle. Digo Dago, benvenuto sul canale, ma oggi non vi chiedo di iscrivervi al canale, se vi volete iscrivervi vi iscrivete. Oggi ho uno shout out da fare, shout out a questa band che si dice Headaches, come fosse mal di testa in inglese. Andateli a seguire, perché se vi piace la musica metal, se non vi piace la musica metal, è buono anche se dovete fare un po' di workout, vi dà la carica. Poi ne parleremo, perché Alberto è una persona speciale e merita questo shout out, lo saprete il perché. Lasciate un like per la conferenza di Calzona e del capitano Di Lorenzo, che vediamo qua. Fatemi togliere il sotto, perché sotto c'era Mazzarri un po'. Togliamo Mazzarri. Ascoltiamo Joe Rogan, perché è uguale, lo leggevo su Twitter, l'aveva scritto GA7, anche gli amici bellini e abbonati, è identico e mi dà quella carica da uomo di campo, onestamente. Poco tempo, poche parole, un uomo mi sembra di poche parole, ma che evidentemente dovrà lavorare sui principi. Allora, si comincia dicendo conferenza internazionale, dice Lombardi, e Calzona inizia giustamente ringraziando la federazione slovacca che gli ha permesso di accettare questo incarico, e mi sembra visibilmente emozionato Calzona, perché ovviamente è un'occasione veramente unica per lui, che come squadra, la prima squadra di club da allenatore in prima, e quindi è sicuramente un'occasione che lo emoziona, e si chiede a Calzona cosa ha detto alla squadra, e lui comincia col dire: si resetta tutto, si deve resettare tutto, poche parole, dobbiamo fare i fatti sul campo. Frase fatta ovviamente, ma non possiamo aspettarci di meglio, che è arrivato cioè veramente il tempo proprio di organizzarsi e di parlare. Ha un messaggio ai tifosi, come sta Osimhen, qua Ciccio, perché poi c'è Calabria e Calabria, il ragazzo del Calabrese. Qua io lo adoro, perché evidentemente Calzona già non ha avuto il tempo di guardare molte partite del Barcellona, ma già si è visto i nostri video, perché lui dice il Napoli è un pubblico speciale, ma io non chiedo niente a loro, basta chiedere. Ricordate, no? Gli appelli ai tifosi ci siano vicini, no. Non si deve chiedere niente a loro, siamo noi che dobbiamo dare entusiasmo a loro, noi con le nostre prestazioni dobbiamo ridare l'entusiasmo ai tifosi, non si chiede niente ai tifosi, basta, e qua già lo amo, già è l'amore, è scoccato l'amore. Dopodiché su Osimhen ci dice che si è allenato con la squadra, e ovviamente non ci può dire più di questo, perché hanno fatto giusto una mini seduta tattica, un po' di torello, ma non c'era tempo per fare altro. Si poteva fare un poco prima questo avvicendamento in banchi? No, evidentemente no. Che vi ricordate che ADL disse: ma io adesso mi dovrei mettere a cercare un altro allenatore, diamo il tempo a Mazzarri che poi c'ha tutto a disposizione. No, lui ha da Mazzarri. Vabbè, in 24 ore cosa può cambiare? Cambiare poco, ma dice non ci sono più scusanti. E anche questa è una frase che mi piace tanto. Il Barcellona è una squadra forte, ha un top allenatore, paura no, perché noi siamo il Napoli e questa è una squadra forte. Lo ripeterà in continuazione, che il Napoli è una squadra forte, e lui ci crede, non lo dice tanto per dire. Ciao Ciccio. Sarri, Spalletti, più Sarri più Spalletti. A Calzona piace anche ricordare la sua esperienza con Di Francesco Calzone, siamo dei uomini del sud. L'esperienza con Di Francesco, che lui stima moltissimo, quindi giustamente ha preso un po' da tutti. A Di Lorenzo chiedono, perché c'era anche il capitano che, se vi faccio vedere la foto, forse l'ho messa in copertina, il capitano l'ho visto un po' teso, un po' scocciato. Se è vero che Calzona mi è sembrato emozionato, Di Lorenzo è esausto, non vedo sorrisi, lo vedo veramente che sta soffrendo la situazione, è pesante per Di Lorenzo. Ovviamente dovrà fare questa partita, credo che non si metta in discussione il capitano, anche perché che ne sai, però arriva secondo me al momento giusto, un momento di riposo, la squalifica del capitano. I 3 allenatori ci assumiamo le nostre responsabilità, la squadra è cosciente dei problemi quando si cambiano 3 allenatori, dobbiamo fare di più tutti. Le sensazioni
chiedono a Calzona: sono contento, quando sono arrivato in tangenziale è cominciata a salire l'adrenalina, non mi spaventa l'esordio, dobbiamo ritrovare dei concetti, lui dice. E questa frase, che è importante perché i concetti più dei moduli e i concetti più delle modalità, perché dopo arriverà un'altra domanda sulle modalità e lui giustamente la smentisce. Cosa può dare, chiedono a Di Lorenzo, cosa può dare il nuovo mister? Già il fatto che conosce tanti di noi può accelerare questo processo di conoscenza e di crescita. Chiedono poi a Calzona: ha un'idea di cosa non ha funzionato, le metodologie? E qua Calzona secondo me è bravo, perché dice: io non ho parlato di metodologie, quindi non si mette, ed è giusto, non si mette, e lo fece anche Mazzarri all'inizio, poi dopo scivolò, non si mette a discutere le metodologie dei precedenti allenatori. Lui dice: deve cambiare la convinzione, io posso lavorare in questo momento solo sulla convinzione che la squadra è forte e devono essere tranquilli mentalmente. E lui ne è convinto. Ha visto partite del Barcellona, giustamente qua lui è molto sincero, perché dice: io l'ho guardato da sportivo, ma non è che lo potevo studiare. Fosse un allenatore di club, tu dici vabbè, magari capita la cosa, io me le guardo così. E sei pure un allenatore di nazionale, quindi non era proprio compito suo doversi guardare Barcellona. Ecco perché poi Spalletti funzionò, anche perché lo avevi contattato molto prima, perché ebbe tutto il tempo di studiare tutta una serie di cose. Vabbè, insomma, da sportivo, se guardate il Barcellona sarà una partita dura, ma io la gioco per vincere. E ci conferma Calzona: mai contattato prima, quando poi si sono fatti i nomi, adesso arrivo, non siete pronti. Lui ha detto: non sono mai stato contattato prima di domenica, cioè nemmeno sabato, è proprio domenica, il giorno dopo. Insomma, ADL decide, contatta e mette in moto la macchina. E ADL gli ha detto semplicemente di crederci, di andare avanti in Champions e per la qualificazione. Dopo Calzona parlerà anche di 5 posti utili. Evidentemente c'è questa convinzione che l'Italia col ranking avrà il 5° posto utile per la qualificazione in Champions. A Di Lorenzo chiedono, insomma, le domande sono le solite, quindi lui risponde che il nuovo mister si è presentato bene, forse avevamo perso un po' di entusiasmo, lui ce l'ha ridato, le solite cose, dobbiamo essere spensierati, coraggiosi per svoltare. E vabbè, a Di Lorenzo che gli vuoi chiedere, siamo nella logica. Lombardo dice ai giornalisti di non lamentarsi perché siete troppi, e quindi le domande qualcuno le fa adesso, qualcuno le fa alla prossima, costretti, perché poi ho sentito due della Laurenti dissi: domani dobbiamo fare la conferenza UEFA, proprio non la volevano fare, però avresti dovuto comunque fare una di presentazione, proprio lo fanno proprio col pizzico. E va bene. Di Lorenzo dice: serve avere mente libera. Poi chiedono a Calzona se Xavi non firma per il pari, lei firmerebbe per il pari. Calzona dice: io no. Se sono bravi loro, ovviamente, che ci mettono in condizione, ci costringono a un pareggio, va bene, ma noi non firmiamo per il pareggio, ed è giusto. Cosa vuole vedere? Quello che può chiedere, come io sarò contento, dice Calzona, se vedo che i giocatori seguono me, cioè seguono già quello che gli chiederò, e quindi gli chiederà delle cose specifiche. Non possiamo vedere grandi schemi d'attacco, non potremo vedere grandi cose, ragazzi, però ci saranno delle cose che secondo me si potranno vedere, come per esempio l'attenzione nelle due fasi, no? L'essere squadra anche come fase difensiva. Lui dice: io non accetto giocatori che non partecipano alla fase difensiva, che si sentono esonerati dal farlo, quindi esentati, direi. Quindi sotto questo punto di vista vedremo se i giocatori lo vogliono fare, ma tanto è una partita di Champions, quindi sotto questo punto di vista non ho dubbi. Squadra compatta, che poi è una richiesta di tutti gli allenatori per tutte le squadre, e quindi qualcosina secondo me si potrà intravedere. Non possiamo chiedere miracoli. A Di Lorenzo chiedono: i tifosi hanno detto meritiamo di più. Di Lorenzo giustamente risponde: c'è poco da dire ai tifosi, sono giusti i fischi, ma noi ci impegniamo, ci siamo sempre impegnati, garantisco che ci siamo sempre impegnati. A Calzona chiedono: le piace il 4-3-3? Sì, però non mi lego ai moduli. E dice anche una cosa importante, dice: è una squadra costruita in un certo modo, quindi io in base alla squadra mi organizzerò. E qua sarebbe bello andare nello specifico, ma non era la conferenza giusta per farlo, anche perché le liste della Champions sono leggermente diverse. Ma se vai a vedere, l'abbiamo visto, no? Ci sono 4 più 4 in attacco, quindi nella logica delle cose questa squadra è più costruita col mercato di gennaio per il 4-2-3. Vediamo come si sviluppa.
e aspettiamo. Io ovviamente nel fatto delle liste, chissà, magari a Calzone qualche centrocampista in più, se gioca con 4-3 gli avrebbe fatto comodo, non è nemmeno giusto chiederlo. Quindi lui del Barcellona ha visto giusto 2 o 3 partite quest'anno. Ho imparato da Sarri, da Spalletti, sono diversi tra loro, sì, quindi mi arricchiscono di più perché ho imparato da ognuno di loro. Con Spalletti sono stato solo un anno, ma è stato un anno intenso, lo ripete bene. Chiedono se li ha sentiti, dice no, io ho sentito giusto mamma, papà e uno dei fratelli, giusto la figlia, la compagna, ma non ha potuto sentire nessuno. Di Lorenzo poi ne approfitta anche per ringraziare Mazzarri e nel dire che è dispiaciuto di come sia andata a finire. Questo secondo me è giusto anche dirlo, che evidentemente se non erano arrivate delle parole di ringraziamento per Garcia, lì il problema è che non si sono proprio presi a livello umano. Poi con Mazzarri ti prendi a livello umano, ma può comunque non funzionare sul campo. Questo secondo me va detto con onestà. E adesso siamo a disposizione di Calzone per fare quello che vuole, così può dare un'identità in questo poco tempo alla squadra. Se non succede, dice Calzona, ho fallito. Cioè se io non vedo che la squadra prende la mia identità in questi 3 mesi, ho fallito. Devono essere ordinati, devono avere una certa mentalità. Ovviamente noi adesso siamo costretti anche ad inseguire dei risultati, perché i risultati, non puoi lavorare con una squadra tipo cominci con l'Empoli, tu dai l'identità, perdi o vinci, comunque c'hai l'identità dell'Empoli, e invece no, qua dobbiamo per forza arrivare a dei risultati, ma dobbiamo pensare a divertirci, e questa frase ricorda un certo allenatore. Il Barcellona non è cambiato tantissimo rispetto a 2 anni fa, e su Traoré oggi abbiamo fatto un lavoro più che altro tattico. Ci conto su di lui, sul futuro, sceglierò in base agli allenamenti che vedo, quindi si potrebbero riazzerare le gerarchie. Oggi ovviamente lui non è al 100%, lo sa, lo vede, lo ha sentito, se ne è accorto subito. Siamo nella logica delle cose, come avevamo già stabilito, che Traoré sì, può fare 60 minuti, può fare un inizio partita, lui decide se lo fa entrare dopo o se lo fa iniziare. Adesso la indoviniamo la formazione, non vi preoccupate. E gli chiedono sullo staff se voleva inserire anche Hamsik, che quanto è importante vincere col Barcellona per il mondiale, per il club, eccetera eccetera. Sul mondiale del club dice ADL non mi ha messo pressione, però io conosco gli obiettivi, cioè non è che tu mi devi dare. E qua grande differenza rispetto a Mazzarri, che ha detto io sono arrivato adesso, gli obiettivi si fanno a inizio stagione. No, lui, uomo di calcio, sa benissimo quali sono gli obiettivi per una squadra come il Napoli, nonostante ADL non gli abbia messo pressione, e ci mancherebbe altro mettere pressione a uno che ti sta salvando per una seconda volta una squadra disastrata, e accetta di venire in corsa. E per quanto riguarda Hamsik, io lo volevo fortemente, ma lui gestisce un'academy, insomma, dice mai dire mai, però intanto Hamsik ha probabilmente cordialmente rifiutato. Aspettiamo, magari, lo speriamo tutti, ci piacerebbe tanto Hamsik, Mertens, Zola, queste figure belle nello spogliatoio che possono aiutare, che possono dare un certo prestigio, tutta una serie di cose belle. Però io credo che Hamsik, prima di mollare tutto quello che ha nella sua vita, vorrei vedere un progetto serio e non una cosa a tempo di 3 mesi, non avrebbe nemmeno senso. Se il Napoli veramente vuole fare questo passaggio, lo deve fare a bocce ferme, a inizio campionato, è new era, e quindi ricominciamo da là. E solo successivamente Calzona dice collabora anche con la nazionale slovacca, ma il vero no di Hamsik è io tengo l'Academy, quindi poca roba onestamente per dire di no al Napoli. Quindi riflettiamoci su questa cosa qua, non sappiamo. Adele aveva detto non ha avuto il tempo di sentirlo, insomma ha detto di no, mettiamoci l'anima in pace, e non perché non ci ami e non voglia venire, ma secondo me perché devono essere messe in chiaro certe cose. E poi la domanda, il Chelsea esonerò Villas-Boas, arrivo di Matteo, vinse la cosa, ci crede ai miracoli. Insomma, io penso che la squadra sia forte, poi sul miracolo non risponde nemmeno Calzone, e meno male, perché non è l'ultimo arrivato. E dice la parola d'ordine è volere, il voler fare le cose. Insomma, amici bellini, io vedo un uomo emozionato, però mi sembra anche concreto, poche parole, non infiocchetta niente. Gli dobbiamo dare il tempo, come abbiamo dato il tempo a Garzia, abbiamo dato il tempo a Mazzarri. Accettate la mia intuizione di uomo che mi piace, perché lo vedo concreto, che vuole parlare di campo e conosce
al di là del fatto che conosce l'ambiente, mi sembra un uomo che lavori su dei principi, che vorrà lavorare su dei principi di gioco e riportare un certo tipo di mentalità che con Mazzarri onestamente non ho visto. Non ci sono più scusanti, è la parola d'ordine, poi che funzioni o meno è un'annata disastrata, quindi vedremo. Però a me ha ridato un po' di entusiasmo, onestamente, l'arrivo di Calzona. Andiamo a indovinare, perché c'è veramente da tirare a indovinare per quanto riguarda la formazione con il Barcellona. Partiamo da un'idea di 4-3-3, perché almeno la fai girare intorno a Lobotka, che è il giocatore che tu vedi anche in nazionale. Qualcuno dei giocatori lui li conosce, ma non è che farà giocare quelli che conosce di più, perché Kvara che lui non ha avuto sotto Spalletti, perché arrivò l'anno dopo, è chiaro che gioca. Però noi dobbiamo tirare a indovinare Meret e Gollini, quindi andando a indovinare su certe cose che non può ancora stabilire una gerarchia, diciamo Meret, che nell'ultima partita si era comportato anche bene, diciamo Mazzocchi in panchina, quindi Di Lorenzo, tra Ostica, Rachmani, Nathan e Juan Jesus. Io ho l'idea che ci si possa affidare su quelli più esperti, perché non conoscendo gli altri, secondo me ti affidi a uno, se ti rendi conto che Juan Jesus ha lo spogliatoio in mano, ti affidi a quelli più esperti. Andiamo a vedere. Bella domanda, Mario Rui Oliveira, bella domanda onestamente. Vediamo se è Mario Rui. Provo a indovinare Mario Rui, quindi un po' più di qualità. A centrocampo io invece la immagino con Lobotka, Cajuste. Traoré non me lo immagino dall'inizio, perché sì, magari Linz, ma non è il momento degli esperimenti. Un pochino più prudenti per l'inizio, cioè Mario Rui, ma ci metti Cajuste a fianco, che lo può anche aiutare un pochino a schermare, e Traoré magari nel secondo tempo, perché io così l'avevo letta la cosa. Poi magari gli allenatori la pensano in maniera diversa, ma se uno non ha i 100 minuti nelle gambe, non lo metti dall'inizio che ti devi bruciare la sostituzione per forza, lo metti dopo se ti serve. E quindi così la vedo io. Tra Lindstrom e Kvara immagino sempre Kvara, e immagino che Osimhen sia stato recuperato e che verrà buttato al centro dell'attacco, visto che Ngonge ci hanno fatto Ngonge, perché il nome è belga ma africano, insomma ha fatto parte in gruppo e parte personalizzato all'inizio di riattivazione. Non credo che stia al 100% della forma, e quindi io me la immagino così, la formazione contro il Barcellona. Se azzecco, se indovino anche la formazione senza conoscere proprio Calzona, che ancora non si è iscritto al canale, ancora non ha lasciato i like, vi iscrivete voi al canale e lasciate i like finali. Domani ci guarderemo la partita, ci sarà la live, sarà molto interessante, e qua stavolta vi chiedo un po' di pazienza, perché non possiamo poi dire Calzona out e finiamola qua, che tre allenatori sono già troppo per un tifoso, troppi per un presidente, troppi per una società, specialmente una società che veniva da una vittoria. Sistemiamoci, assestiamoci, chiudere la stagione con dignità e mettere le basi anche mentali per quello che sarà la prossima stagione, dove bisogna ricominciare alla grande. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, i like finali, forza Ciccio, forza Francesco Calzona e forza Sud, dai!